Impennata del turismo di bassa stagione. Sulla costa veneta crescono le presenze nei mesi di aprile, settembre e ottobre, che un tempo erano considerati di bassissima stagione, mentre oggi diventano determinanti nel bilancio delle presenze turistiche. Numeri alla mano si consolida la tendenza a puntare e a credere nell'allungamento stagionale. È il risultato di uno studio della Fondazione Think Tank Nord-Est sul movimento turistico sulle spiagge negli ultimi 25 anni, dati che propongono nuovi spunti di riflessione per gli operatori. Secondo il presidente di Federalberghi Veneto, Massimiliano Schiavon, una tendenza iniziata dopo la pandemia con un boom di presenze in questi mesi anche grazie alle possibilità offerte dallo smart working e poi dai grandi eventi nelle località turistiche. Nel 2023 le presenze da maggio a settembre sono state 21,4 milioni, in aumento dell'1,2% rispetto all'anno scorso e leggermente superiori anche al 2019. Nei restanti 7 mesi dell'anno superati gli 1,2 milioni di pernottamenti, più 26% sul 2022 e più 11% sul 2019. Per la prima volta in assoluto la quota percentuale del movimento turistico fuori stagione ha superato il 5% del totale. Il trend di crescita di primavera e autunno regala una stagione di almeno 8 mesi, da marzo a settembre. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Io sono Jack Calcetto, oggi è venerdì 26 gennaio 2024. La prima notizia del giorno riguarda il futuro delle spiagge. Sempre più presenze in aprile e ottobre, puntare su una stagione di 8 mesi si può. La notizia è sui quotidiani del gruppo NEM in un articolo di Giovanni Cagnassi dove si parla dello studio di Think Tank Nord-Est. Come abbiamo visto, il presidente Ferrarelli dice più eventi e collegamenti via mare e aerei per consolidare il trend. Insomma, gli operatori turistici riescono in qualche modo a fare cassa sul cambiamento climatico che apre la possibilità appunto di stare al mare sulla costa veneta da aprile a ottobre, 8 mesi all'anno in spiaggia. Una grande opportunità per il settore grazie anche al meteo favorevole, lo leggiamo sempre sulle pagine dei quotidiani del gruppo NEM. Alberto Granzotto, presidente regionale e nazionale di Faita Camping, lo dice chiaramente: su settembre e ottobre si può investire soprattutto per gli stranieri, ma questo è possibile appunto grazie al meteo favorevole, cioè al clima che sta cambiando, le temperature si alzano, fa più caldo e quindi si può stare anche in aprile e in ottobre, mesi che fino a qualche anno fa erano considerati fuori stagione e invece ora appunto si può stare in spiaggia. Una linea acqua per Venezia sarebbe un valore aggiunto, allungare la stagione aiuta poi a fidelizzare il nostro personale, dice sempre Granzotto. Ma vediamo la notizia anche sulle pagine del Gazzettino di oggi. Spiagge non solo d'estate, presenze fuori stagione, il 2023 è l'anno record. Cita sempre lo studio della Fondazione Think Tank Nord-Est che ha analizzato i dati dal 1999, mai così bene per il turismo sulla costa veneta. Un tema chiave per il litorale, riscontri positivi soprattutto in ottobre e aprile, prese in esame i numeri relativi a Jesolo, Bibbione, Cavallino, Caorle ed Eraclea. Eccellente la risposta degli stranieri. Presidente Ferrarelli dice: la prova che si fanno eventi, se si fanno eventi la gente arriva, non più solo tra giugno e settembre. Insomma, il litorale veneto attira sempre di più i turisti anche lontano dai mesi più vocati alla vacanza tradizionale, grazie soprattutto agli eventi e appunto va detto al clima che ora lo permette di stare al mare anche in aprile e in ottobre. E sono proprio i mesi di aprile ed ottobre quelli ad aver registrato il maggior incremento di presenze turistiche tra il 2023 e la media 1999-2019, con un più 56% in aprile e un più 118% addirittura in ottobre. I mesi estivi invece oscillano sui valori della media dei 20 anni precedenti,
a settembre e maggio incrementi più ridotti del 28 e del 18% rispettivamente. Ma proseguiamo la rassegna stampa di oggi con alcune notizie flash, partendo da Rovigo, dove il centro-sinistra implode a 5 mesi dal voto e il sindaco Gaffeo si dimette. Troviamo la notizia su tutti i quotidiani locali naturalmente. Partiamo dal Gazzettino: il PD è uscito dalla maggioranza e il primo cittadino Gaffeo manda tutti a casa. Sfiduciato dal principale partito, ha già annunciato l'intenzione di ricandidarsi. L'articolo è di Francesco Campi. Gli scontri sulle gestioni della piscina e della casa di riposo hanno minato un'intesa mai decollata appunto tra sindaco e Partito Democratico. Vediamo anche il Corriere del Veneto: terremoto a Treviso, Gaffeo si dimette e lancia accuse ai Dem, scorretti e poco seri. Esulta il centrodestra che parla di una giunta fallimentare. Centrosinistra a pezzi, quindi crisi continue dal 1994. Un solo sindaco rodigino è stato rieletto al secondo turno. Questo riguarda naturalmente anche il centrodestra, che ha esperienze di giunte finite disastrosamente a Rovigo, appunto. Non solo il centro-sinistra e non solo quindi il sindaco Gaffeo. Voltiamo pagina, ancora la politica regionale. Fine vita Anna Maria Bigon, consigliera del PD, che ha votato in dissenso rispetto al proprio gruppo, astenendosi nella votazione sul progetto di legge di iniziativa popolare per la regolamentazione del suicidio medicalmente assistito, determinando in questo modo la bocciatura del progetto di legge stesso. Ebbene, è stata dimessa da vice segretaria del partito locale del Partito Democratico della provincia di Verona. Graziano Del Rio, già ministro, commenta l'episodio parlando di un brutto segnale. La consigliera regionale che si era astenuta sulla legge, cacciata dal vertice del PD veronese, leggiamo sul Gazzettino. Il segretario Bonfante dice: non potevo far finta di nulla, alta tensione nel partito. Martella, segretario regionale, si dissocia dalla scelta. Intervengono un po' tutti nel Partito Democratico, anche Deborah Serracchiani, che dice: non ho condiviso la sua scelta, ma la libertà di coscienza va garantita. E infine l'ultima notizia di oggi riguarda il terzo mandato per i sindaci dei comuni sotto i 15.000 abitanti. Sindaci a vita nei comuni fino a 5.000 abitanti e proroga il terzo mandato nei paesi fino a 15.000. L'election day dell'8-9 giugno in Veneto riguarda 310 consigli comunali da rinnovare con un cambio di passo radicale. Il governo Meloni, dopo aver spalancato le porte all'autonomia differenziata delle regioni e incardinato in Commissione Affari Costituzionali il premierato, ha tolto i vincoli ai sindaci degli 8.000 microcomuni, ma ha dribblato gli ostacoli più grossi. Nessun passo avanti sul terzo mandato dei presidenti di regione e dei sindaci delle grandi città. Scrive così Albino Salmaso sulle pagine dei quotidiani del gruppo NEM di oggi. Il titolo: terzo mandato, giochi riaperti per 42 comuni della regione. Si tratta naturalmente dei comuni appunto sotto i 15.000 abitanti, che andranno al voto nella prossima tornata elettorale di quest'estate, di questa primavera, 8-9 giugno. Elezioni europee e appunto anche amministrative. Da Campo San Piero a Longarone, da San Vendemiano a Stra, ecco i sindaci che diventano ricandidabili, e c'è tutta la mappa sulle pagine dei quotidiani del gruppo NEM. Il segretario regionale della Lega Alberto Stefani parla di misura di buonsenso, ora il limite va tolto anche per le regioni. Elisa Venturini, consigliera regionale di Forza Italia, dice che è giusta questa decisione per i paesi più piccoli. C'è anche chi ha già annunciato comunque che non si ripresenterà pur avendone ora la facoltà. È il caso ad esempio di Ponte delle Alpi, leggiamo sempre nell'articolo di Albino Salmaso. Ma chiudiamo con l'ultima notizia, che è uno scenario, un retroscena. Lega, Zaia in lista alle europee, può portare un 3% in più. Il presidente ci sta pensando. Forti pressioni di Salvini perché il presidente della regione Veneto corra per Bruxelles. Un sondaggio potrebbe valere 200.000 preferenze personali. In Fratelli d'Italia Donazzan e Polato aprirebbero la strada a Soranzo in giunta
per il PD la novità in lista sarà Zanone. Non si capisce di quale novità si tratti, visto che il consigliere regionale trevigiano Andrea Zanoni è già stato europarlamentare. Ma appunto la notizia principale in retroscena riguarda il fatto che Zaia stia valutando la possibilità di candidarsi alle europee, questo anche probabilmente perché forse ha capito che il terzo mandato è stato concesso ai sindaci dei piccoli comuni, ma probabilmente la Meloni non finirà per darlo anche ai presidenti di regione. Zaia tra l'altro è già al terzo mandato, per lui un'eventuale ricandidatura l'anno prossimo sarebbe la quarta, l'unico presidente di regione in Italia a poter godere attualmente del terzo mandato e eventualmente di un quarto. Insomma, Zaia sta pensando di candidarsi alle europee, così scrivono i quotidiani del gruppo NEM. Quanto sia vero e quanto sia probabile lo scopriremo soltanto nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, quando le liste effettivamente per le elezioni europee saranno definite. Nel frattempo per oggi è tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. Il podcast torna come sempre lunedì mattina. Nel frattempo a tutte e tutti voi un buon fine settimana.